Buonasera, bentornati con l'informazione di Telefriuli. È iniziata oggi la vaccinazione dei ragazzi compresi nella fascia d'età dai 12 ai 15 anni. Oggi i primi immunizzati nell'area udinese, i primi 500. La Regione nel frattempo si avvicina al traguardo di 1.000.000 di vaccini somministrati, anche se il dato degli over 60 che non si sono ancora prenotati per la prima dose appare alquanto preoccupante. Facciamo il punto nel primo servizio della giornata. Ma è un dovere vaccinarsi anche per proteggere i ragazzini che hanno problemi di salute. Lui ne ha avuti da piccolo e i vaccini hanno dato un grandissimo aiuto. I genitori dei ragazzi dai 12 ai 15 anni possono tirare un sospiro di sollievo. Da oggi sono iniziate le somministrazioni dei vaccini, anche per questa fascia d'età. In 500 hanno ricevuto la prima dose nell'Udinese, tanta l'attesa, molti in fila e qualche minuto di ritardo, ma alla fine nessun intoppo. Avete dovuto attendere tanto? 20-30 minuti. Problemi con le documentazioni? No, tutto ok. I primi a esserne convinti di questa campagna di immunizzazione sono stati loro, gli adolescenti. Oggi è un giorno importante anche per suo figlio. Eh sì, finalmente riesce a farsi il vaccino e quindi siamo tutti quanti più sereni, più tranquilli. C'è un po' di movimento, un bel po' di movimento, bello vedere questo consenso di tanta gente. Lui è desideroso di farlo, era anche lui come... Sì, anche lui, d'accordissimo, voleva stare più tranquillo e basta, senza nessun problema. Quando avete saputo della possibilità di vaccinare vostra figlia non c'è stato nessun tentennamento? No, assolutamente, preso subito appena c'è stata la possibilità, bisogna cercare di proteggersi e di proteggere gli altri. Vi siete consultati con qualcuno, prima pediatri piuttosto che medici? Sì, col medico di famiglia abbiamo visto che si può fare, nonostante il post malattia di 6 mesi. Suo figlio convinto anche lui? Non ha avuto tentennamenti? No, assolutamente, è stato lui che ha insistito. Le vaccinazioni intanto vanno avanti. La nostra regione viaggia verso il 1.000.000 di vaccinati, ma preoccupano le cifre di chi non si è ancora prenotato. Il 26% nella fascia d'età tra i 60 e i 69 anni, il 19% tra i 70 e i 79 anni. Dati che collocano il Friuli Venezia Giulia rispettivamente al penultimo e al terzultimo posto in Italia, ovvero una popolazione di 68.000 non vaccinati. Di questo passo l'immunità di gregge rischia di slittare a inizio ottobre, in leggero ritardo rispetto al resto del paese. A proposito di ragazzi, il bollettino di oggi rileva che dei 19 casi riscontrati dai tamponi, la fascia più colpita è quella tra i 20 e i 29 anni, con 7 positivi, seguono 40 e 49 anni 3 positivi e quelli tra i 50 e i 59 anni 3. Complessivamente nelle ultime 24 ore, come volete vedere anche nel bollettino, su 3.488 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi, di cui un migrante richiedente asilo, con una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 2.487 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 14. E a preoccupare a questo punto è la variante Delta. In Australia, ad esempio, è tornato il lockdown proprio per la sua diffusione. I virologi italiani lanciano l'appello ad andare in vacanza solo se si è ricevuta la seconda dose di vaccino. L'infettivologo Tascini chiede responsabilità soprattutto da lunedì, quando non si userà più la mascherina all'aperto. Sentiamolo. La variante Delta diciamo, è una mutazione del virus, come le altre che sono avvenute, quelle inglesi e quelle brasiliane, che permettono al virus di essere più infettante e più virulento. L'immunità naturale acquisita per infezione o l'immunità acquisita da vaccinazione potrebbe non essere così potente come rispetto al virus iniziale di Wuhan. Però non è un meccanismo tutto o nulla, è una riduzione in percentuale. In Inghilterra si è visto che chi aveva 2 dosi era più protetto anche rispetto alla variante Delta o indiana, e che loro con 2 vaccinazioni che sono stati ricoverati per una infezione da Delta sono pochi, sono meno del 10%. Bisogna abbattere la circolazione del virus con la seconda dose, con la mascherina, con il distanziamento, come volete. Anche
si può andare in vacanza tranquilli, magari se uno entra nel ristorante si mette la mascherina e all'aperto sta senza, però sta distanziato col caldo. Voltiamo decisamente pagina. CGIL, CISL e UIL oggi si sono radunate in alcune piazze italiane per protestare contro lo sblocco dei licenziamenti e per chiedere una riforma globale degli ammortizzatori sociali. Molti aderenti ai sindacati friulani hanno raccolto l'invito, dal Friuli si sono uniti soprattutto a Torino. Sentiamo William Pezzetta, segretario regionale della CGIL. Una manifestazione che vuole chiedere al governo l'apertura di un tavolo di trattative, innanzitutto per prorogare il blocco dei licenziamenti. È inaccettabile che dal 1° luglio si corra il rischio di lasciare migliaia e migliaia di persone a casa. Solo per il Friuli Venezia Giulia noi stimiamo, anche se i numeri non sono facili, che a rischio siano circa 10.000 persone di posti di lavoro. Occorre, non è una questione di data, occorre innanzitutto fare una riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale e occorre soprattutto uscire e portare il Paese un po' fuori dall'emergenza. Queste sono le condizioni che devono permettere poi ovviamente di poter affrontare poi tutto quello che è il tema dello sblocco dei licenziamenti. C'è assieme a questo anche tutto il tema di voltare pagina e di usare le risorse che l'Europa ci dà, ricordo, oltre 200 miliardi, sì per creare lavoro, ma soprattutto per vincolare queste risorse alla creazione di occupazione e di buona occupazione e soprattutto di abbattere anche il precariato che ovviamente è stata una delle grandi pecche che noi abbiamo avuto negli ultimi 20-30 anni. C'è tutto il tema anche della riforma fiscale e del tema anche della riforma della pubblica amministrazione e della scuola. Sono tutte questioni legate proprio al lavoro che deve riportare al centro, sul quale noi chiediamo, come dicevo e come ho aperto, l'apertura di un tavolo che il governo ci deve dare. Arrivo nel frattempo, parlando sempre di economia e occupazione, dei buoni dati da Confindustria, dall'Ufficio Studi, su dati Assilea, Associazione Italiana Leasing. Parliamo proprio del mercato del leasing. Nel periodo gennaio-aprile 2021 registra infatti rispetto allo stesso periodo del 2020 una crescita del più 45,5% nel numero dei contratti e del più 57,7% nei volumi finanziati. In aumento del più 0,9% al valore delle nuove stipule, anche rispetto al primo quadrimestre 2019. Questi dati positivi, commenta Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, sono corroborati dall'indicatore della produzione industriale che proprio nella nostra provincia certifica una ripresa in corso nel comparto manifatturiero del territorio, segnando nel primo trimestre 2021 un robusto recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, pari al più 7,2%. Significativo anche il rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un più 5,3%. Parliamo sempre di numeri, ma in questo caso di politica. Andiamo a Pordenone, esattamente dove una cospicua manovra che sostiene con oltre 3 milioni numerosi settori della vita cittadina, dalla cultura allo sport, dal sociale alla scuola, è stato al centro dell'ultimo bilancio del comune di Pordenone, che ha deciso addirittura di abbassare le tariffe Tari. Sentiamo il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Maria Cristina Burnic. I punti di forza sono quelli di dare ossigeno finalmente a tutto il sistema culturale e sportivo della città che attendeva da tempo una risposta, visto che adesso si può ripartire a fare eventi, manifestazioni, quindi ridare smalto al tessuto culturale della città, che è sempre stato un motivo di orgoglio per Pordenone, che molti ci invidiano. Il secondo è quello di investire nuovamente nella sicurezza della città, intesa come decoro, come rispetto delle norme, come potenziamento del servizio di polizia locale, un occhio riguardo fondamentale a scuole sociali. Scuole perché ormai è diventato un punto fermo dell'attività dell'amministrazione, investire non solamente nell'edilizia scolastica ma anche per esempio nei piani dell'offerta formativa, cosa che prima non avveniva. E secondo il sociale, cioè un occhio di riguardo nei confronti di anziani e parti fragili di Pordenone, la cui condizione è stata peggiorata dalla pandemia. Non solo l'anno scorso ma anche quest'anno di poco la tassa sui rifiuti diminuirà in netta controtendenza a quanto sta succedendo nel resto d'Italia e nel resto della regione. Questo è sinonimo di una buona gestione, di una buona amministrazione, di oculotezza nei conti delle partecipate e anche, se mi permette, di rispetto nei confronti dei cittadini. Questa sarà l'ultima grossa manovra, ci resterà solo da confermare che gli equilibri sono garantiti e quindi devo dire
con soddisfazione che comunque lascio un bilancio perfettamente in ordine a chi verrà dopo di me. Voltiamo pagina, ripartono le sagre, la Regione finanzierà 150 eventi che si svolgeranno quest'estate. Oggi questo annuncio a Palmanova, dove si è deciso anche di istituire i primi stati generali delle Proloco in autunno. Sentiamo. Siamo fiduciosi perché le linee guida che sono state diramate ci permettono di organizzare, nel rispetto sempre delle normative, degli eventi seppur rivisti nel loro contenuto. Il popolo delle Proloco e delle sagre è pronto a ripartire con una nuova linfa. La Regione ha infatti messo a disposizione 85.000 euro a favore del sistema. 150 realtà riceveranno per quest'estate le risorse utili per la realizzazione degli eventi. In autunno poi verranno istituiti i primi stati generali per fare il punto della situazione, come annunciato oggi a Palmanova. Dobbiamo fare una riflessione su quello che noi siamo all'interno delle nostre comunità, se ci sono altri spazi, dobbiamo rivedere quello che organizziamo, dobbiamo far conoscere quello che noi facciamo. C'è chi a causa della pandemia ha dovuto già rivedere le manifestazioni, come è capitato agli organizzatori della Festa del Vino di Bertiolo. Da marzo la festa è stata slittata in estate. Quest'anno, a dicembre, abbiamo deciso comunque di ripartire, fare qualcosa per far vedere che comunque ci siamo, per dare credibilità a tutto quello che è stato fatto negli anni. Abbiamo portato avanti il concorso, abbiamo avuto una risposta molto positiva nonostante il periodo da parte delle aziende e quindi ce l'abbiamo fatta, difficile organizzare, non dico di no, però la volontà comunque è quella di ripartire. Il nodo resta in questo caso l'adesione dei volontari. E dopo un anno chiaramente di chiusura la volontà della gente è quella di evadere, uscire di casa, ma di andare all'aria aperta, a svagarsi, e quindi non sicuramente quella di impegnarsi a fare degli eventi. Andiamo ora a Ruda, dove grazie al contributo del FAI nell'ambito del progetto I Luoghi del Cuore è stato possibile restaurare una macchina a vapore che si trova all'interno della mideria Chiozza. Un primo passo per la riqualificazione dell'area industriale grazie ai 7 milioni di finanziamento in arrivo. Le interviste a cura del nostro Francesco Snidero. Questa giornata arriva dopo 7 anni. 7 anni fa, nel febbraio del 2014, abbiamo fondato l'associazione Amideria Chiozza e il primo progetto che abbiamo deciso di affrontare era proprio questo del riaccendiamo la macchina a vapore, forse un titolo un pochettino challenge, come si direbbe oggi, ma in definitiva un obiettivo importante perché? Perché la macchina a vapore ha costituito per questa fabbrica dal 1902 fino al 1985, quando la fabbrica fu chiusa, l'unica fonte di energia, l'unica macchina che faceva funzionare l'intera fabbrica, che come potete vedere è molto grande. Per noi il FAI è stato estremamente importante perché ci ha dato la possibilità di uscire dalla dimensione locale di Ruda e arrivare a livello nazionale. La raccolta firme che è stata fatta in occasione dell'8ª edizione dei Luoghi del Cuore del FAI ci ha portato al 21° posto a livello nazionale, un record, una cosa impensabile. Abbiamo sostanzialmente inaugurato un piccolo pezzo, una perla, che fa parte di una collana davvero importante di recupero di un'archeologia industriale dal punto di vista storico, museale, per quanto riguarda proprio anche le macchine uniche che ci sono, ma traguardando oltre la fase museale recupero di una struttura che può diventare una struttura interessantissima a livello territoriale, di relazione con quello che è Aquileia, con quello che è Palmanova, 2 città UNESCO, con un bacino turistico che è quello di Grado, quindi dal punto di vista territoriale una risorsa, non più un problema. Ultimo weekend per il Festival di Spilimbergo, come l'acqua dei fiumi, è promosso dall'Istituto Musicale Fano. Domani sera in programma il gran finale con il concerto omaggio a un grande maestro, Morricone. Si avvia al gran finale il festival Come l'acqua dei fiumi, promosso dall'Istituto Musicale Guido Alberto Fano di Spilimbergo, con il supporto della Regione, del Comune e della Fondazione Friuli. La rassegna ha preso il via il 18 giugno e terminerà domenica 27 alle 20:30 al Teatro Miotto con l'esibizione della FVG Orchestra diretta dal maestro Andrea Gasperin e la voce del soprano Elena Memoli nell'intreccio della visione dell'ascolto di Ennio Morricone, omaggio al compositore italiano scomparso un anno fa. Sabato 26 alle 20:30 al Duomo di Spilimbergo il
filosofo e poeta Marco Guzzi, artefice e animatore dei gruppi nazionali Darsi Pace, insieme a Don Pierluigi Di Piazza, rifletterà su un nuovo modo di essere in relazione, nell'incontro che vedrà l'esibizione anche del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, USCI FVG. Nel corso del festival, la cui direzione artistica è stata affidata alla presidente dell'Istituto Fano Giulia Battistella e al maestro Enrico Cossio, sono andate in scena serate che hanno messo al centro, in un ricco calendario, eventi con appuntamenti di musica e parole fra Teatro Miotto, Cinema Castello e Duomo. Non ci sono notizie dell'ultima ora, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, arrivederci.